Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87, buona domenica. Per modo di dire, visto il risultato del Napoli ieri sera che in casa è andato a pareggiare 0-0 con il Verona, al Napoli è mancato il gol, al Napoli è mancato tirare in porta, perché poi con il Verona abbiamo pareggiato una partita dove il Napoli abbiamo visto un tiro in porta al 72esimo, quello di Osimhen, che per fortuna abbiamo ritrovato, perché abbiamo visto nel mese di aprile, dopo la batosta in casa del 0-4 con il Milan, che il Napoli sta faticando a trovare il gol. Anche con la partita con il Lecce abbiamo trovato il gol con il difensore, con il nostro capitano, con Giovanni Di Lorenzo, perché poi il secondo gol è stato un errore del portiere, del difensore del Lecce. Questo Napoli mentalmente ma anche fisicamente, ragazzi, sono stanchi i giocatori, perché scendono sempre gli stessi giocatori in campo e fanno fatica. Siamo arrivati fino ad aprile e ovviamente ogni squadra, poi arriva il momento no, per ogni squadra, no? Purtroppo in un momento delicato è arrivato per il nostro Napoli, il quale ora martedì andiamo a giocarci la qualificazione alla semifinale di UEFA Champions League contro il Milan, e non sarà facile visto il 0-4 che abbiamo subito, poi la vittoria a dismisura a Lecce, faticando come vi ho detto, e oggi anzi ieri sera pareggiando in casa con il Verona, un Verona che è venuto con il sangue all'occhio per prendere quantomeno un pareggio a Napoli, e ci è riuscito anche meritatamente, diciamo le cose come stanno, perché il Napoli non è sembrato il solito Napoli, quello che siamo abituati a vedere, quello che fa un calcio champagne, un calcio che fa brillare gli occhi a tutti i tifosi, non solo napoletani come noi, ma anche delle altre tifoserie. Ieri sera il Napoli ha palleggiato tanto, ma non è stato mai cattivo sotto porta, fino a quando poi è entrato l'attaccante, ovvero Victor Osimhen, che colpisce la traversa. Ragazzi, peccato, perché si poteva vincere la partita e mancavano 3 vittorie a quello che poi è lo scudetto per il Napoli. Ora così le cose non si fanno complicate, perché il Napoli ha sempre un margine importante sulla seconda, 14 punti sulla Lazio che ha vinto 3-0 alla Spezia, ma comunque bisogna tornare a segnare soprattutto e a vincere, perché a questo Napoli servono 4 vittorie per dare la matematica, la certezza a quello che sia lo scudetto. Mentre dall'altra parte il Verona ha fatto il Verona, e alla fine abbiamo anche su un contropiede abbiamo anche rischiato la beffa di perderla la partita. È quello che a me poi mi fa paura nella partita di Champions, perché il Milan potrebbe prendere spunti, Pioli potrebbe prendere spunti dalla partita di Napoli-Verona, dove il Napoli farà la partita di possesso palla, dove proverà anche a tirare in porta, ma poi di contropiede il Milan può far sì che faccia quello che ha fatto il Verona. Però dall'altro canto c'è il Verona che comunque ha giocatori meno qualitativi di quelli del Milan. Il Milan, se ti ritrovi, lasciamo perdere nella partita di andata che ci è andata bene con quel contropiede di Leao, ma anche Leao dall'altro canto è stato fortunato, quel pallone, quel rimballo, insomma. Però dall'altro canto, appunto, se ti ritrovi un Milan in contropiede, ragazzi, ti possono fare il gol, ti può far male, e alla fine si mette più difficile del dovuto la rimonta per il Napoli. E questa è la cosa che mi va a preoccupare. Poi dall'altro canto, parlando della partita di ieri sera contro il Verona, Spalletti è stato un po' obbligato, diciamo, a cambiare i giocatori, perché poi giocano sempre gli stessi. Dall'inizio campionato fino ad oggi giocano sempre gli stessi 11 titolari, anche se il mio parere sarebbe stato far giocare gli 11 titolari, prendere il risultato e poi cambiare, no? Fare l'1, il 2-0 e poi cercare di cambiare i giocatori e farli rifiatare per la partita di Champions League contro il Milan. Però così non ha fatto Spalletti. Un po' di colpe ne ha sicuramente, ma dall'altro canto, ragazzi, dobbiamo anche capire che c'è una partita
importantissima, non che con il Verona non lo è, perché con il Verona era importante, però c'hai comunque, come ho detto, un margine importantissimo in campionato che puoi pure permetterti di pareggiare questa partita. Però è anche vero che il Napoli fa fatica, sta facendo fatica a segnare e poi a tirare in porta. Abbiamo visto una conclusione contro il Verona con il Lecce veramente poco sotto porta, è quello che mi preoccupa. Ma anche se poi va a tirare tanto da fuori non riesce a prendere la porta. Mentre dall'altra parte il Verona ha avuto quell'occasione in contropiede, ha gestito bene in fase difensiva, è riuscito a prendersi un punto a Napoli che si porta poi a 3 punti dalla zona salvezza, dove lo stesso Spezia perde con la Lazio. Ragazzi, però se c'è un lato negativo è quello lì che non riusciamo più a segnare, ma l'altro lato positivo è che abbiamo ritrovato l'attaccante, perché quando abbiamo avuto o Simeone o Osimhen il Napoli è sempre andato in gol. E la parte positiva di questo Napoli è che con Osimhen ti porta via la difesa del Milan e crea spazio anche per Politano, che è stato il migliore nella partita con il Verona, e lo stesso Kvaratskhelia, che hanno più spazio per far male a questo Milan. Gli stessi lanci lunghi che dai per Osimhen mettono grattacapo alla difesa del Milan. Però ragazzi, io mi aspetto tanto, visto i cambi che ha fatto Spalletti, mi aspetto tanto nella partita di Champions League. Io sì, sono positivo per il risultato, però se vado a vedere il Milan come ha giocato anche a Bologna, se l'è giocata alla pari, alla fine un pareggio giusto, però anche il Milan lì se l'è giocato con le seconde linee, un po' come il Napoli. Io mi aspetto una partita da parte del Napoli che dia il massimo. Ora abbiamo anche il pubblico dalla nostra parte, che sicuramente è il 12° uomo in campo, ci darà quella spinta in più, però non so se può bastare. Io una percentuale la do e per me il Milan resta favorito visto il risultato dell'andata. Tanti diranno vengano a Napoli, pigliano 2 o 3 palloni. Ragazzi, il Milan in Champions è tutta un'altra squadra, io lo sto dicendo da un po' di tempo. Secondo me il Napoli può riprendere il risultato, lo stesso risultato dell'andata che il Milan ci ha battuto, cioè vincendo 1-0 o 2-1, però la vedo difficile, perché se poi si va fino ai calci di rigore, secondo me la favorita a quel punto diventa il Milan. Dobbiamo cercare di chiuderla con il doppio vantaggio e portarci la qualificazione a casa, perché qualora riesce a vincere la partita, però con un gol di scarto e vai ai calci di rigore, secondo me a quel punto il Milan diventa difficile da buttarlo fuori. Comunque già lo è adesso, per me parte favorito, poi andremo a vedere, speriamo di sbagliarmi. Niente ragazzi, speriamo di ritrovare il gol anche in campionato con più facilità, ora che abbiamo ritrovato Osimhen. Speriamo di ritrovare presto anche il Ciolito Simeone. Raspadori, ragazzi, mi dispiace, bravo ragazzo, però non è cosa sua fare la prima punta. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate a carrozze, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Devo fare i complimenti al Verona, che comunque la sua partita l'ha fatta e ci rompe sempre un cazzo a noi, si è venuto a prendere il pareggio. Dall'altro canto ragazzi, speriamo in bene nelle prossime partite, che il gol sia più, che siamo più cinici sotto porta, che non facciamo solo il solito gioco passaggini, perché ora ci siamo dati a fare quel gioco lì, perché dopo quella batosta col Milan ci pesa la testa. E niente ragazzi, con questo è tutto, buona domenica a tutti amici da Napoliello87, come sempre voglio forza Napoli.